Manovra di bilancio e decreto fiscale. Il giudizio al riguardo da parte di Confartigianato Veneto si basa su 4 indicatori: liquidità per le imprese, semplificazione, sviluppo e carico fiscale. La manovra, osserva il presidente Agostino Bonomo, è timida contro la grande evasione, come dimostra l'assenza di azioni contro quella prodotta da proprietà collocate all'estero, libere dai vincoli fiscali italiani, o come nel caso del trasporto, che scorrazzano in Italia con le tasse pagate in stati a fiscalità privilegiata. Una manovra ritenuta poco espansiva, che continua a mettere in campo provvedimenti a misura delle grandi imprese e che dimentica le piccole. Chiediamo meno burocrazia, afferma Bonomo, e più attenzione per chi rischia ogni giorno in proprio, a partire dagli sgravi fiscali per gli apprendisti, in un paese in cui i giovani hanno difficoltà a trovare lavoro e i nostri imprenditori rivendicano un ruolo di tutor per la formazione in azienda. Bocciati sono la trasmissione telematica dei corrispettivi, eccessivamente costosa, gli indicatori ISA e i divieti di compensazione di crediti fiscali, contributi INPS e versamenti INAIL dei dipendenti impiegati nell'appalto o subappalto con i propri crediti verso l'erario. Soddisfano invece il mantenimento degli ecobonus e del super e iperammortamento. Non siamo miopi, prosegue Bonomo, e riconosciamo lo sforzo per la sterilizzazione dell'IVA per il 2020 e l'alleggerimento fiscale per il 2021. Chiediamo però che questo sacrificio venga indirizzato al rilancio dei consumi interni.